Ma noi abbiamo cominciato un percorso, diciamo, dal fondo. Con l'anno in cui le retrocessioni erano bloccate abbiamo avuto problemi oramai noti a tutti. Dall'anno scorso, con l'esperienza di Andrea, che è stata fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo, insieme all'entusiasmo di Salvo, che comunque era la prima esperienza da allenatore, abbiamo costruito delle basi abbastanza solide da certi punti di vista, soprattutto del gioco. Mi riferisco in particolar modo alla conquista. Magari peccavamo sicuramente di maturità perché la rosa era abbastanza giovane, e tutto nell'aspetto del gioco e difensivo. Quest'anno c'è stato, diciamo, un ulteriore cambio. Salvo è già il secondo anno da allenatore, Enrico Endrizzi ha la sua prima esperienza, e la novità quindi è un po' questa, insieme a tutti gli altri innesti, diciamo, che hanno sicuramente allungato la rosa e ci daranno molto più respiro, che tra l'altro è uno dei problemi che abbiamo incontrato anche lo scorso anno, dove una prima parte è stata molto positiva per noi, poi, diciamo, siamo arrivati a dicembre a finire sia la benzina che gli uomini, essendo veramente pochi. Quest'anno il mercato del Mogliano aveva l'obiettivo di ampliare la rosa e di aumentare il livello medio dei giocatori. Credo che sia stato un obiettivo ampiamente raggiunto, e niente, siamo agli inizi con un nuovo gruppo, c'è tanto entusiasmo. Abbiamo affrontato uno dei periodi difficili della stagione, che è il pre-season, dove indiscutibilmente il carico di lavoro è maggiore, però iniziano a instaurarsi anche i primi legami, e si è all'inizio con un nuovo gruppo. Come già ho detto, essendo nuovi magari ancora dobbiamo trovarci tutti, trovare un linguaggio comune che ci permetta di essere sulla stessa lunghezza d'onda e di ragionare, magari di essere nella stessa pagina, come si suol dire. Però l'entusiasmo è sicuramente alto, le sfide non abbiamo, penso che non avremo sfide abbastanza proibitive. Abbiamo l'intenzione di giocarci le nostre carte con tutti e sicuramente di fare meglio dell'anno scorso. Diciamo che sicuramente è stata la nostra ancora di salvezza dello scorso anno, ma le squadre, le nostre avversarie nella seconda parte del campionato hanno saputo comunque ben arginare il nostro modo di giocare. Non avendo molta fantasia in attacco, è facile per un avversario focalizzarsi sull'unico nostro punto di forza. Sicuramente cercheremo di trovarne altri, perché, come ho già detto, il campionato inizia a essere veramente competitivo. Nelle ultime stagioni la sfida con la Lazio per noi è sempre stata molto difficile. Non a caso giù a Roma abbiamo perso 2 volte, perché loro fanno della ferocia e dell'aggressività il loro punto di forza, sanno benissimo come sfruttare ogni minima palla vagante, ogni occasione che gli lasci. Sicuramente veniamo da uno sfortunato prestagione in cui sicuramente non abbiamo brillato, probabilmente complice il gruppo nuovo e la poca ancora, la fresca, la cruda sintonia che c'è fra i giocatori. Abbiamo questa settimana per prepararci, la prossima per studiare bene l'avversario e per farci trovare pronta all'appuntamento che non possiamo mancare, insomma. La settimana con la Stellenbosch è stata veramente molto interessante e stimolante, non solo perché hanno saputo benissimo lavorare e collaborare col nostro staff, perché comunque c'è la possibilità che porti un disturbo, un lavoro esterno all'interno di una programmazione. In realtà la collaborazione è stata molto efficace, avere degli stimoli da parte di giocatori che hanno fatto veramente molta carriera in Premiership, in particolare De Kock e Erst, mi sembra. Hanno parecchie presenze con i Saracens, e tutti i loro consigli abbiamo cercato di farne tesoro, quindi è stato molto stimolante. Sia Brian, ma penso anche a Pratichetti, come Cerioni, come
la maggior parte diciamo, dei giocatori che possiamo considerare più di esperienza si stanno inserendo molto bene. Si stanno inserendo molto bene perché è difficile inserirsi in un gruppo e magari cercare subito di essere partecipi nella gestione, perché magari susciti nel giocatore che c'è da più tempo, susciti un certo disprezzo. L'espressione che si usa spesso è: come mai questo già parla e è arrivato da così poco tempo? È un'espressione banale, però che inquadra benissimo la situazione. La cosa non sta succedendo perché sono dei ragazzi che veramente con molta umiltà stanno cercando di capire bene il progetto e sicuramente l'hanno sposato sin dall'inizio, quindi avevamo bisogno di figure carismatiche, perché comunque, come ho già detto, veniamo da 3 anni in cui stiamo maturando, essendo giovani, e sicuramente un ampliamento di gestione porta i suoi frutti, diciamo così. Ma come ho già detto, mi ripeto, veniamo da 2 stagioni in cui probabilmente l'alibi della poca maturità era più facilmente sfruttabile. Io personalmente vivo il club da oramai parecchie stagioni e ho visto dei ragazzi crescere, li ho visti arrivare, li ho visti approcciarsi al lavoro con poca maturità, ho visto cambiare la metodologia di lavoro, la metodologia di approccio all'allenamento e di conseguenza la metodologia di conseguire i risultati, e sono molto contento. Mentre prima potevo confrontarmi con 3 o 4 persone, già dall'anno scorso posso confrontarmi con la maggior parte della squadra, perché comunque ci sta che in un gruppo ci sia sempre la testa calda che ha un approccio meno professionale, diciamo. E quindi siamo arrivati al clou, al dunque. Vieni da 2 o 3 anni che hai maturato, è ora di iniziare a raccogliere i risultati. Quindi sto aspettando di vedere esplodere parecchi ragazzi. Spero che colgano l'occasione, spero come ragazzi come Finotto, come Scagnolari, come Daré, che ci hanno comunque anche avuto l'occasione di poter fare una parte del pre-season con la Benetton. Spero che in loro sia scattata nella testa l'idea che è l'ora di dare una vera e propria professionalità alla scelta che si fa, perché alla fine di questo si tratta. Il 4º posto credo che sia un obiettivo da costruire, nel senso, ripeto, alla fine noi possiamo parlare, spendere molte parole, ma il gap che c'è tra noi e la squadra di Petrarca sono 50 punti presi l'altro giorno, quindi possiamo riempirci di belle parole, ma alla fine il nostro è uno sport crudo. Credo che il 4º posto sia un obiettivo da costruire nel tempo, affrontando sfide su sfida, partendo proprio dal 19 contro la Lazio.